Allora, nasce un nuovo concept per la caffetteria del Museo Griffo, oggi la presentazione ufficiale, quali sono le novità? Ho lavorato perché era giunto il tempo di cambiare l'offerta, di avere un'offerta di una qualità più elevata, che riguardasse prodotti di eccellenza, a partire da quelli che abbiamo in casa e a partire dalla narrazione del progetto culturale Diodoros. Quindi oggi abbiamo e presentiamo questo nuovo progetto che offriremo ai nostri visitatori, che è basato su prodotti di eccellenza, prodotti legati al territorio, prodotti legati a una politica di conservazione alla bontà del prodotto, a partire dal reclutamento delle materie prime, che sono materie di eccellenza, ma materie che vengono elaborate e coltivate con i principi dell'agricoltura biologica, e quindi ci sembrava opportuno cambiare l'offerta e farlo con un progetto di qualità. Siamo qua a presentarlo nella caffetteria del museo, che sarà oggetto nei prossimi tempi di una nuova sistemazione esterna per quanto riguarda lo spazio culturale adiacente e per quanto riguardano i giardini. Perché l'enogastronomia rappresenta anche un attrattore turistico? Assolutamente sì, probabilmente oggi è uno dei più importanti attrattori turistici. Noi ci troviamo all'interno del Parco Valle dei Templi, sito UNESCO, non poteva essere che così. L'offerta enogastronomica deve essere assolutamente di qualità e alta soprattutto. Abbiamo selezionato alcuni nuovi fornitori che serviranno le caffetterie, li abbiamo selezionati perché producono in biologico, perché sono attenti al territorio, perché recuperano tradizioni. Lo abbiamo fatto anche con il pensiero culturale da affiancare al progetto Diodoros. Come sapete, Diodoros è il progetto del Parco Valle dei Templi, che nasce sì come agroalimentare, ma che oggi si è trasformato in un prodotto enoturistico assolutamente. Le due caffetterie, quella degli Arcosoli tra Giunone e Concordia, e quella del museo, dalla prossima settimana avranno una concezione totalmente diversa. Saranno plastic free. Abbiamo abolito quasi tutta la plastica, l'unica plastica che è rimasta è in una bottiglietta di plastica riciclata. Cos'altro? Abbiamo realizzato una piccolissima carta dei vini da offrire ai turisti e ai visitatori, tutta limitatamente al territorio di Agrigento, selezionando cantine e vitigni. Cos'altro abbiamo fatto? Abbiamo sostituito i prodotti di massificazione industriale, quindi merendine e tutte le altre cose, con prodotti artigianali del territorio, e abbiamo messo, probabilmente avete già visto, tra le merendine, che non è una merendina, abbiamo inserito la Coduredda di Delia, per esempio, che è un biscotto antichissimo che risale al 1200. Abbiamo inserito i formaggi di capra girgentana nel menù, insieme ai formaggi di vacca modicana. Fanno parte sì dei progetti e dei presidi Slow Food, ma fanno parte assolutamente della nostra tradizione e della nostra cultura di questa parte di Sicilia.